La nostra città continua a essere attenzionata dai media internazionali e nazionali, la volta dell'emittente americana CNN, che parla della mancanza di acqua negli acquedotti, sono così all'asciutto, tanto che i piccoli hotel e le pensioni sono costretti a respingere i turisti, e se la prende anche con il governo regionale, affermando che ancora nell'isola non c'è un piano concreto per aiutarla. E così anche il settimanale cattolico Famiglia Cristiana parla di Agrigento, la capitale dell'Arsura. E il settimanale afferma che mentre gli albergatori ricevono continue disdette, i cittadini usano l'acqua minerale per cucinare e il caldo ha solo aggravato una situazione che va avanti da decenni. Anche il TG1 nazionale ritorna sulla grave crisi idrica in provincia, dedicando un ampio servizio. Un cittadino ci ha informato che in ospedale, nel reparto dove era ricoverato, è mancata ieri l'acqua per qualche ora, creando gravi difficoltà a chi stava facendo la dialisi. Intanto ieri in prefettura il prefetto Romano ha affermato che sull'emergenza idrica c'è un tavolo permanente presso il Genio Civile di Agrigento disposto dal presidente della regione Schifani. Intanto c'è un tavolo permanente presso il Genio Civile, lo sappiamo bene, disposto dal presidente della regione in prima persona, quindi con la massima attenzione. Cerchiamo di fare ordine però in questa materia. Quel tavolo deve trovare l'acqua, perché è un fatto tecnico, infatti non è un caso che sia il Genio Civile. Deve trovarla, deve agevolare le pratiche necessarie. In questo entriamo anche noi nell'aiutare. Ecco, nell'aiutare, per esempio, ieri ho scritto, avendo un'immediata risposta, devo dire, al direttore capo 10 dell'ASP, chiedendogli una accelerazione al massimo possibile consentito delle analisi sui nuovi pozzi, perché certamente non si può pensare che sia come nella normalità, quando queste analisi possono anche prendere un mese, ma devono essere fatte in giorni. E un altro esempio è quello delle autorizzazioni alle autobotti. Devono essere fatte velocemente. Se non ci sono problemi veramente grandi, bisogna autorizzarle velocemente. A noi interessa che l'acqua arrivi ai cittadini. È regolare oggi che arrivi con le autobotti. Sappiamo che ARERA ha autorizzato AICA a erogare il servizio non solo con le reti fisse ma anche mediante autobotte e anche col trasporto terzi. La cosa che ci sta veramente a cuore è che l'acqua venga da AICA, che l'acqua abbia provenienza sicura. Se poi l'acqua è anche potabile meglio, se è soltanto per uso umano non potabile va anche bene, l'importante è che però arrivi nelle case. Troppe situazioni di crisi anche grave, personale, abbiamo ancora davanti agli occhi. La prefettura riceve continue telefonate di persone che anche da un mese non riescono a ricevere l'acqua, questa è una cosa intollerabile. Stiamo cercando di fare il possibile.